Urne di nuovo aperte, domani si vota. Domenica di ballottaggi per 5 comuni del Veneto, nei quali il confronto sarà tra centrodestra e centrosinistra, ma uno dei risultati si annuncia già come test politico a livello nazionale: Venezia. Il capoluogo è sotto i riflettori, gli occhi della politica e dei partiti sono tutti rivolti verso la laguna. L'altro test importante per la regione è quello di Rovigo. Anche qui si dovrà scegliere tra un sindaco di centrodestra e uno di centrosinistra. Nel veneziano però le urne saranno aperte anche a Portogruaro, quindi a Lonigo in provincia di Vicenza, e nel trevigiano si voterà a Castelfranco Veneto. Oggi pomeriggio l'insediamento dei seggi, domani urne aperte dalle 7 alle 23 e come nel primo turno si vota solo la domenica. Nel turno di ballottaggio l'elettore sceglie solo tra i due candidati sindaci che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Si vota tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è iscritto il nome del candidato prescelto. Il Ministero dell'Interno ricorda che potranno votare solo coloro che abbiano maturato il diritto elettorale entro domenica 31 maggio 2015, giorno in cui si è svolta la votazione del primo turno. Gli elettori potranno partecipare al ballottaggio anche se non hanno votato al primo turno e, come sempre, munirsi di carta d'identità e tessera elettorale.